Benvenuti a Campiglia, qui siamo a circa 10 minuti dal centro di La Spezia e oggi vi facciamo vedere due soluzioni molto interessanti che vengono vendute a corpo insieme, quindi poi dopo vi spiegherò meglio. Qui abbiamo questo monolocale da ristrutturare con uno spazio esterno e poi dopo vedrete un piccolo rustico da recuperare anche quello, molto bello, con una fantastica vista mare. Ora venite con me così vi spiego un attimo la potenzialità di questo monolocale. Ora considerate che è molto semplice da spiegare, è una stanza, quindi è un monolocale, dove qui sarebbe ideale togliere tutto l'intonaco e riportare il sasso a vista. Qui poter realizzare un piccolo angolo cottura con un bagnetto di servizio e qua mettere un divano letto. La cosa importante di una tipologia di mobile come questo, che si presta bene per l'uso investimento, quindi per essere messo a reddito, vista la vicinanza ai sentieri, Campiglia non è all'interno delle Cinque Terre, ma comunque è limitrofa, quindi rientra nelle località più visitate da tutti i turisti e da tutto il mondo. Considerate che una piccola cosa come questa, mediamente ristrutturata, può essere affittata intorno ai 150 barra anche 200 euro a notte. Una cosa importante di un immobile come questo è la vicinanza al parcheggio, e ora vedrete in 3 minuti si arriva dove si parcheggiano le auto, e dalla piazzetta dove c'è la chiesa di Campiglia, da lì si diramano tutti i sentieri CAI. Uno che va giù a Schiara e a Monesteroli, l'altro che va giù alla spiaggetta del Persico, che si può arrivare direttamente a piedi e farvi un bagno in maniera molto wild, la località di Navone dove abbiamo un altro rustico in vendita che poi vedrete, e da qui si può anche prendere il sentiero che va verso Portovesme. Quindi se siete appassionati di trekking, Campiglia è la località giusta, perché da qua siete fuori dalla confusione magari delle Cinque Terre, ma potete decidere di andare dove volete voi. Bene, adesso vi racconto le peculiarità di questo spazio esterno. Essendo molto piccolo l'ambiente, diventa fondamentale per chi viene qua in vacanza godersi lo spazio fuori, quindi poter mettere un tavolo dove magari la sera godersi i tramonti e prendersi un aperitivo in compagnia, ma soprattutto può essere una zona anche da sfruttare come oggi, che c'è una bella giornata di sole, uno magari si mette qua e si gode veramente lo spazio di poter stare all'aperto qua vicino proprio alla zona di Campiglia. Una cosa importante, la ristrutturazione interna, abbiamo tutto lo staff dei professionisti che poi insieme a Laura eventualmente con cui potrete parlare vi può dare assistenza, e quindi possiamo o venderlo così e gestite voi tutta la parte di ristrutturazione, arredo e preparazione per la casa vacanze, oppure possiamo anche darvi un pacchetto chiave in mano. Per questo poi potete chiedere una consulenza e quindi riuscire a personalizzarla in maniera indirizzata proprio al target a cui ci vogliamo rivolgere o a vostro gusto e piacimento. Quindi ora seguitemi che vi faccio vedere da qua come si arriva al centro di Campiglia dove poter parcheggiare la macchina. Come vedete qui si cammina proprio in mezzo ai carugi tipici delle casette delle Cinque Terre, quindi è molto bello anche per arrivare qua godere le caratteristiche di questa zona. Seguitemi che andiamo su. Come vedete qui si scende giù da Vicolo Antico, da qua abbiamo una bella vista sul golfo, e questa è una zona dove se dovete anche arrivare a scaricare delle valigie o delle cose si può arrivare tranquillamente con dei mezzi. Ora l'ultimo tratto, che è quasi pianeggiante, si arriva direttamente al centro di Campiglia, dove anche lì c'è un piccolo alimentare, avete tutte le cose di prima necessità, e da qui poi partono i vari sentieri che portano poi nelle varie località. Seguitemi. Vedete, da qua si può arrivare con la macchina e là abbiamo la piazzetta della chiesa dove sotto c'è il ristorante La Lampara, quindi se volete andare anche a mangiare, prendervi un aperitivo, avete anche un ristorante qua vicino, e da lì si diramano tutti i sentieri. Girando a sinistra da questa parte, a circa 300 metri, c'è una zona libera per poter parcheggiare le auto, e comunque c'è anche un servizio navetta che porta giù direttamente alla Spezia. Se non arrivate con la macchina, magari volete venire col treno e prendere la navetta che vi porta poi su. Da questo video, dove partono i vari sentieri, si accede anche al rustico che è in vendita insieme al monolocale che avete visto adesso. Seguitemi che vi faccio vedere l'accesso.
Da qui si può scendere giù e facendo 5 minuti a piedi si arriva al rustico. Adesso poi tanto vedrete le riprese col drone per farvi vedere proprio la geolocalizzazione di dove è ubicato questo rustico completamente da ristrutturare.